Un'intesa è stata trovata all'Assemblea regionale siciliana relativamente all'aumento degli stipendi dopo quella fatta ai deputati per loro stessi, per via di un adeguamento Istat, una riparametrazione che negli anni è stata bloccata, visto che si è registrato aumento nell'ultimo anno preso in esame, e dopo quello per i sindaci dei comuni isolani sono arrivati anche gli aumenti per gli ASU, i precari, per i PIP di Palermo e per i forestali. Il bonus per i 70 parlamentari regionali ammonta a circa 900 euro al mese, pari a circa 10.700 euro l'anno. Fatto sta che gli stessi parlamentari di diversi schieramenti, pur con il dovuto distinguo, hanno accettato il loro adeguamento salariale, per così dire. Non essere d'accordo è stato il senatore Davide Faraone di Italia Civica, che da Roma afferma che l'adeguamento Istat si poteva bloccare così come fatto dal 2006 a oggi. Fatto sta che il presidente Calvagno non si fa convincere a fare nessuna marcia indietro. Via libera anche per gli aumenti ai sindaci, nonostante ci sia stato un tentativo di fermarlo, ma il governo regionale ha sciolto la riserva. Anche su quello la Giunta ha infatti stanziato circa 6 milioni di euro per adeguare gli stipendi dei primi cittadini. Invece è stato bloccato l'aumento dei fondi richiesto dall'assessore regionale all'energia, l'agrigentino Roberto Di Mauro, che assegnava 300.000 euro per assumere consulenti destinati a scrivere i piani di gestione dei due settori. L'aumento previsto era fino a 500.000 euro, appoggiato anche dalla lista di Cateno De Luca, Nord chiama Sud, ma tutto è stato bloccato dalle opposizioni con il voto segreto, 35 contrari e 31 a favore, segno di una maggioranza non compatta. Al via anche la creazione di un fondo che prevede 200 milioni di euro, che consentirà ai vari comuni dell'isola di arruolare progettisti per partecipare ai bandi del PNRR e altri vari finanziamenti europei. Soddisfazione è stata espressa dai vari partiti, anche se con molti distinguo e chiarimenti vari.